Parte per la Slovenia, lane 1, representing Slovenia, Ziva Dobrovic. In corsia numero 2 per il Nottoli Nuoto 74, Francesca Denardi. Alla 3 parte Federica Pozzobon, Nord-Est Acadua. Alla 4 Martina Pinarello, Idros. Corsia 5 Veronica Lucchese, Nottoli Nuoto. Alla 6 Vittorita Alexandra Bogdaneci, Città Sport Vicenza. Corsia 7 Camilla Panaiotti, Idros. Corsia 8 Silvia Zaccheo, Adria Mofacone. E dunque in acqua con la finale assoluta femminile dei 200 farfalla, avremo poi quella assoluta maschile, quindi le premiazioni di tutto il blocco dei 200 farfalla. Dunque finale adesso in acqua, un'altra finale e poi le premiazioni. Martina Pinarello, miglior tempo nelle batterie, passaggio più veloce però è quello di Veronica Lucchese, 30,85. Ritroviamo anche la Lucchese in corsia 5, classe 97, portacolori del Nottoli Nuoto, vincitrice in apertura della prova dei 200 misti a caccia della doppietta con la farfalla. Lucchese 33,80 il secondo tratto, Pinarello 35,27, Bogdaneci 35,70. Veronica Lucchese 34,97, questo terzo tratto, Pinarello 35,61, Bogdaneci 36,16, anche per questa finale sembrerebbero ben definite le prime tre posizioni. Si tratta solo di andare a vedere i responsi cronometrici. Dunque Veronica Lucchese rientra tantissimo, Martina Pinarello nella fase finale di gara, ma non basta, la vittoria alla Lucchese che va alla doppietta del pomeriggio, 2,16,67. Martina Pinarello 2,17,81 e poi la Bogdaneci per la terza piazza 2,19,46. E siamo alla prossima gara, finale di